Non dico più niente, basta, grazie. Devo dire una cosa a te. Sì. Tu sei del Napoli, giusto? Ma perché vieni a rompere i coglioni qua che devi andare nel settore ospite? Lì è chiuso, è chiuso. Ma tu devi andare, ma tu sei un giornalista, devi andare a intervistare. Non fanno uscire i tifosi, lo sai. Ma tu aspetti, tanto ti pagano, tu aspetti, devi andare lì e aspettare i tifosi della. Perché qua fai venire i nervi a quelli del Toro, capito? Hai capito? Non va bene che tu fai così, prima o poi lo trovi che ti fa. Vabbè. Fidati che te lo trovi. Minaccia in diretta, perfetto. No, non ti ha minacciato. Non ti ha minacciato. Forza Napoli. Non ti ha minacciato. Forza Napoli. Brava, brava. Ascolta, non ti ha minacciato. Ti ha solo dato un consiglio. Giustamente. Se ti... Ma se lui le fa. Sta succedendo qua intanto. No, vabbè, lasciamo follia totale davanti alla polizia e tutto. Tutto questo davanti a bambini e altro. Mamma mia, ragazzi. Tutto questo è una partita di calcio, ricordiamolo. Disastro, io tifoso del Napoli, disastro, voglio dirlo, il punto forse più basso dell'era De Laurentiis, e secondo me quello che mi sento di dire è che è un suicidio anche economico per lui che è un imprenditore, perché giocatori che l'anno scorso potevamo valutare insomma cifre importanti, quest'anno li svalutiamo completamente, quindi anche da un punto di vista economico societario secondo me è un fallimento totale. Quindi. Il pensiero su Mazzocchi? È imbarazzante secondo me, poi può essere la prima, però secondo me insomma spero si rifaccia in futuro, però punto più basso della società. Grazie. Bene, perfetto, basta. Tu dimmi che vuoi dire. Vitto, vieni qua, Benissimo.